Eccoci nuovamente in studio. Dottor Leoni, vengo da lei perché in realtà io spesso chiedo scusa se parlo di cose personali, ma sono un cittadino come quelli che ci stanno guardando. Quando ho dovuto cambiare il medico di base, perché quello che avevo precedentemente è tornato sulla sua piazza originale di Treviso lasciando Conegliano, io ho dovuto ricaricare sul computer del nuovo medico di base tutto il mio storico, parte del mio storico, perché non c'era modo di passarselo fra medici. E credo che oggettivamente questo sia una delle piccole, non tanto banalità di cui lei parlava, che semplificherebbero la vita a molti e probabilmente farebbero funzionare meglio la medicina. Lei si riferiva a questi dettagli, se non mi sbaglio. Assolutamente sì, anche perché vede, il gestionale dei medici BCG non è unico. Sono almeno 4 programmi principali, poi ce ne sono altri secondari e magari non parlano fra di loro. E la stessa cosa per quanto riguarda i programmi tipo ospedaliero, perché la tecnologia è cresciuta un po' a macchia di leopardo, ognuno si è dopo rivolto a delle ditte differenti, quindi abbiamo un sacco di sistemi differenti. Allora io ho fatto, come il mio, diciamo, il più illustre collega che è primario, anch'io ho fatto il medico di pronto soccorso all'inizio della mia carriera e so benissimo cosa vuol dire avere un medico alle 3 di notte e avere la badante che ti arriva col foglietto con i medici, con i farmaci del paziente scritti sulla carta a quadretti, perché dopo alla fine nella pratica è così. Allora è differente avere una storia del paziente, guardare è arrivato questo, l'abbiamo già ricoverato, c'ha un pregresso, che farmaci prende, l'elasta che ha fatto, è tutto diverso. È tutto diverso se tu hai dei dati su cui confrontarti, soprattutto per quanto riguarda le urgenze. Io tra l'altro mi ha fatto sorridere, sa, dottor Leoni, perché io non conosco l'attività di pronto soccorso e non sono un medico, ne sono stato fortunatamente poche volte fruitore, però mi rendo conto quando vado in pronto soccorso che c'è una mandria, chiedo scusa, di cittadini assatanati che pretendono delle risposte in tempi rapidi e dall'altra parte c'è un'equipe che deve essere allerta 24 ore su 24 ore, ma che non può essere sempre costantemente pronta e adeguata al numero di pazienti, perché immagino, ma questo lo sto chiedendo al dottor Bernardi, che ci siano momenti di grande affluenza e magari momenti un po' più calmi, ma nei momenti di grande affluenza il personale è sempre lo stesso, non è che magicamente si duplica o si quintuplica. Quindi, dottor Bernardi, ci faccia capire a noi cittadini che cosa vuol dire essere medici di pronto soccorso, gestire il pronto soccorso. Mi sembra che siate un po' la fanteria in prima linea, quando, per fare una parafrasi con la guerra, quelli che proprio devono beccarsi il fuoco dei nemici. Adesso ho fatto così un esempio, ma giusto per far capire ai nostri telespettatori. Ecco, se mi concede una cosa riguardo ai concetti espressi prima dal dottor Leoni, posso dire che in Veneto in questo momento è in corso una grande rivoluzione informatica che prevede in una prima fase di dividere il Veneto fondamentalmente in due metà, con due sistemi operativi ospedalieri, due sistemi di informatizzazione ospedaliera omogenei nelle due metà, e poi forse in futuro si andrà a una fusione, e che comunque questi sistemi permetteranno nell'ambito di queste aree, penso ad esempio alla nostra, comprende Belluno, Treviso e giù, ehm, passi e L'abbiamo di perduta per un vedere attimo. come... Lei era arrivato a Sì. Belluno, poi c'è stato un problema di interruzione di rete, se ci può ripetere il concetto. Scusate, sì, cioè in sostanza questo sistema operativo informatico ospedaliero permetterà di mettere in comunicazione e di vedere i documenti dei nostri pazienti su un territorio molto più vasto, perché si tratterà di sistemi che si parleranno tra di loro, cioè sarà lo stesso sistema, la stessa dorsale, che speriamo a regime, però adesso non so quando, potrà essere unico nel Veneto, un po' come accade già in altre regioni più piccole, penso al Trentino o all'Alto Adige, che hanno un Ecco, unico ma questo, sistema mi in perdoni se qualsiasi la interrompo, punto. dottor Bernardi, varrà anche per la medicina privata, cioè per la medicina convenzionata? E al momento no, però perché no in futuro. E un'altra cosa riguardo alla medicina generale, il sistema prevede a regime l'estensione al medico di medicina generale dell'accesso agli atti dei suoi pazienti, ovviamente. Noi stiamo pensando di crearlo attraverso una semplice comunicazione mail. Tutti i medici di medicina generale hanno una mail, una email, scusi, aziendale, per cui quando arriva per esempio Enrico Bernardi, sono io al pronto soccorso,
e il dottor Baroni è il mio medico, gli arriverà una mail scritto: guarda dottor Baroni che Bernardi è venuto, vuoi vedere? No, chiaramente come diceva giustamente il dottor Leoni, si tratta di fare un piccolo atto amministrativo all'inizio e chiedere al proprio utente, al proprio paziente: a te va bene se io vedo le tue cose? Se il paziente è d'accordo, una volta per tutte si ottiene il dato. E in più tutti i dati vanno a finire nel fascicolo sanitario elettronico del paziente che si sta concretizzando adesso, quindi ci sarà un accesso anche possibile anche da quel lato là, cioè tutti gli atti relativi al paziente sanitari andranno a finire nel fascicolo sanitario elettronico, parlo del Veneto io, Ah, guardi, e allora quindi poi è le una richiederò la prospettiva questione entusiasmante. le richiederò del pronto soccorso perché mi incuriosiva e volevo che i cittadini sapessero bene come Sì. funziona. Però a questo punto io manderei un contributo filmato di Sanità e Informazione perché io ritengo da osservatore, ma mi pare di capire che alcuni colleghi lo stanno sottolineando, che nella medicina odierna, soprattutto in quella di prossimità, ci sia un problema di burocrazia. Quindi chiedo di mandare a Matteo il contributo Sanità e Informazione, quello che parla delle difficoltà dei medici di famiglia, e poi ritorniamo su questo tema in studio. Tante, direi. Allora, la burocrazia che ci attanaglia tutti i giorni e ci porta via grandi quantità di tempo. È aumentata la domanda di salute, quindi il medico deve far fronte a un panorama più complesso, più se vogliamo multidisciplinare riguardo alla sua popolazione assistita, mantenendo nello stesso tempo quelle caratteristiche di medico di famiglia e quindi di medico di prossimità nei confronti del paziente che lo differenziano da un'attività puramente ambulatoriale come nel caso degli specialisti. Le difficoltà principali io credo che in questo momento storico siano l'aumento del carico del lavoro, perché bassa natalità e aumento dell'invecchiamento della popolazione significa aumento anche delle patologie croniche, quindi oggi non è più possibile dire che la cura di 1000 assistiti di 10 anni fa abbia lo stesso carico attualmente. Lavoriamo sicuramente in una condizione molto più pesante dal punto di vista dell'intervento, dal punto di vista della cura e soprattutto dal punto di vista della domiciliarità. Ho scelto di fare la medicina generale perché in realtà, e questa è una cosa qui che ci tengo a dire, durante l'università non viene quasi mostrata la medicina generale, cioè vediamo la cardiologia, l'endocrinologia, eccetera, e non sappiamo quasi cos'è. Poi mi è capitato nel periodo di transizione tra la fine dell'università e quando poi bisogna fare qualcosa, di fare le guardie mediche. Quindi ho conosciuto la medicina del territorio, mi è piaciuta. Allora, dottor Leoni, io ricordo, a parte un problema di orientering in questo paese rispetto ai corsi curricolari, didattici e formativi, soprattutto dopo la secondaria, c'è stato la medicina a numero chiuso, c'è stato un periodo in cui diceva no, non fate i medici perché non troverete mai occupazione. Oggi il settore della medicina generale, soprattutto dei medici di base, è un settore in grande sofferenza. Lo vedremo poi anche con un'intervista. È un'analisi molto cruda la mia, quella che abbiamo sentito dai colleghi, o c'è oggettivamente un problema? Allora, noi viviamo in un gruppo di medici che sono i figli degli anni '80, essenzialmente quello del boom dell'iscrizione a medicina, il boom per quanto riguarda le specializzazioni e anche non c'erano problemi per chi voleva andare alla medicina del territorio, non c'erano neanche i corsi di ammissione. Io sono un laurea 83, specialità 88, quindi quel periodo me lo ricordo bene. E lo zoccolo duro delle persone di una certa età, perché noi abbiamo una classe medica tra la più anziana d'Europa, anzi la più anziana d'Europa, per quanto riguarda i nostri colleghi, per un basso ricambio dovuto al fatto che sono stati tagliati le specializzazioni da una parte e anche i corsi di ammissione medici in medicina generale dall'altra. Quindi noi abbiamo adesso un problema di turnover, va bene, che si esplica anche per quanto riguarda quello che è la comprensione delle nuove dinamiche, perché la medicina generale è cambiata. Si parla molto della specializzazione adesso in medicina generale per poter dare una dignità differente a quella che è una branca fondamentale per l'approccio al cittadino. E si deve arrivare anche ad andare sul territorio con una buona conoscenza clinica del paziente, perché non ci si può inventare medico
sul territorio in autonomia e responsabilità se non si è imparato il mestiere prima in ospedale da una parte e dall'altra parte in affiancamento con un medico di medicina generale che ti spiega poi le caratteristiche particolari del mestiere. Perché al netto di quello che sono le medicine integrate, il medico di medicina generale è solo, è autonomo e deve essere anche adeguato dal punto di vista tecnologico oltre che clinico, perché ricordiamoci che viene scelto dal paziente, quindi non è proprio un rapporto libero professionale, ma se non è adeguato nei confronti del paziente, il paziente lo disdice e va da un altro. Quindi deve avere una sua professionalità. E naturalmente vengono richieste anche piccole cose in più, per esempio un'emogas analisi, la valutazione del tempo di coagulazione, la possibilità di una refrattazione elettrocardiogramma, delle piccole funzioni che possono esserci adesso disponibili nelle medicine integrate e che limitano quello che è un andirivieni a un ambulatorio ospedaliero, va bene, e magari riescono a risolvere il problema in loco, perché si parlava di Rieti, ma non tutta la medicina è vicino a una città con un grosso pronto soccorso e un grande ospedale, c'è anche tutto quanto il territorio che si ramifica. Pensiamo al territorio di Belluno, tanto per capirsi, va bene, nel mio amico e collega Stefano Cappelli, ex direttore diciamo dell'ematologia di Belluno, che è presidente dell'Ordine Medici di Belluno, che mi racconta che io ho un territorio più vasto della mia provincia con una dispersione dei pazienti che è una cosa impressionante. Quindi dobbiamo pensare anche a questo tipo di realtà. E quindi la medicina, ma soprattutto l'autonomia del medico e l'utilizzo anche di nuove tecnologie, probabilmente è la risposta per dare la possibilità di spostare il meno possibile il paziente, ma avendo pure un collegamento e una sicurezza per tanti tipi di controlli. Guardi che il cardiotelefono c'era negli anni 80, va bene, in pronto soccorso, va bene, negli anni 80. Speriamo di fare qualche passo avanti adesso con la tecnologia anche per quanto riguarda la medicina territoriale. Allora, siccome abbiamo parlato molto di medici di base, io ho un collegamento aperto a cui ho fatto con il dottor Roberto Cappelli, a cui ho fatto un paio di domande, che è un medico di base, è stato chirurgo, ha avuto molto a che fare con la medicina in tutta la sua vita, ma a lui ho chiesto espressamente in questa situazione di Covid, cosa questa situazione di Covid ha comportato per un medico di base. Sì, buongiorno a tutti. La situazione attualmente vede un grosso impegno da parte di tutto il personale sanitario, noi medici di base sicuramente in prima linea, ma anche tutto quello dei distretti, delle varie USCA, dei vari ospedali, per riuscire a gestire al meglio possibile l'emergenza, ma anche con un'ottica di fiducia rispetto a quello che poteva essere qualche mese fa, a fronte del fatto che stiamo procedendo comunque, anche se inizialmente con qualche difficoltà di approvvigionamento, con le vaccinazioni su vasta scala. Ecco, dottor Cappelli, chiedo anche in realtà se fra le varie problematiche che abbiamo dovuto affrontare improvvisamente, quella della burocrazia non sia una problematica che crea quotidianamente problemi proprio ai medici di base. Sì, questo è un annoso problema, nel senso che sicuramente negli ultimi anni sono salite le responsabilità medico-legali di tutti noi, però a fronte di questo purtroppo sale anche il carico, che le persone non immaginano, di attività diciamo di tipo burocratico che complicano e rendono meno agevole la gestione diretta tra medico e paziente. Molto spesso le persone sono portate a pensare che l'attività del medico di base sia quella della medicina generale che si svolge in quelle ore di ambulatorio, ma purtroppo la situazione non è questa. Molto tempo, molto spazio viene dedicato ad attività di tipo burocratico che diventano però fondamentali per, tra virgolette, attualmente gestire il sistema. Questo forse, a mio avviso, anche queste emergenze di questi ultimi mesi legate al Covid, dovrebbero fare un po' riflettere e poter liberare più energie da parte di tutti i sanitari preposti all'attività, diciamo, più diretta di gestione dei pazienti, piuttosto che dover continuamente rincorrere attività meramente burocratiche che finiscono poi anche per svilire l'attività stessa clinica e anche a ridurre quell'approccio e quella collaborazione che è fondamentale medico-paziente sulla luce dei trattamenti terapeutici.
Ringrazio il dottor Roberto Cappelli, chiedo un attimo di pazienza ai miei ospiti, abbiamo un breve break pubblicitario e poi rientriamo per l'ultima parte della trasmissione per i saluti. State con noi. Rispetta la facciata della tua abitazione. Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex. Eccoci nuovamente in studio, siamo nella parte finale, io spero che entrambi i miei ospiti possano, ve lo chiedo in diretta, se potete stare con noi ancora una decina di minuti o se avete qualche problema per cui dovete lasciare la diretta, ve lo chiedo con molta tranquillità perché so che il vostro lavoro vi impone dei ritmi serrati. Dottor Bernardi, lei può stare ancora una decina, quindicina di minuti con noi? Sì, va bene, mi sono organizzato. Perfetto, dottor Leoni? A posto. Perfetto, scusate per l'interruzione, però un medico è sempre in prima linea. Allora, vengo da lei, dottor Leoni. Burocrazia, ci ritorno, spesso un po' sorridendo spiegavo durante le mie lezioni all'università che l'impero romano non è caduto per colpa dei barbari, ma per colpa della burocrazia, che era ovviamente intesa in modo differente, ma che di fatto era quella che rallentava la velocità di intervento degli eserciti romani. Siamo davanti a un problema eccessivamente burocratico anche nella sanità e soprattutto nei medici di base, a suo avviso? Beh, i medici di base sono angosciati dai mitici flussi, i flussi formativi che devono mandare per quanto riguarda le prescrizioni, il numero di farmaci, il numero di visite che hanno prescritto perché hanno un budget da rispettare. In Lombardia alla fine avevano anche individuato la figura del gestore, che poi pare non si sia proprio sviluppata in maniera adeguata, cioè addirittura un intermedio, diciamo, amministrativo, una interposizione amministrativa tra quello che è i soldi, diciamo, che possono spendere alla fine a livello regionale e quelli che vengono consegnati al medico di medicina generale. È ovvio che serve un contenimento della spesa, ma soprattutto un'appropriatezza per quanto riguarda la gestione delle risorse, perché stiamo parlando di risorse pubbliche, perché tutte quante le, diciamo, impegnative che vengono fatte sono fatte tramite il Servizio Sanitario Nazionale. Tanto che nelle lettere di dimissione, adesso a livello educativo, viene anche scritta la cifra, va bene, che si è speso per la prestazione di pronto soccorso, di ricovero, individuo con individuo. A livello, diciamo, educativo, perché se si va in altre regioni, se si va al centro-sud, se si va all'estero, va bene, c'è una quota parte di accesso alle cure che è abbastanza importante per quanto riguarda il privato, se vuoi avere un certo tipo di velocità di risposta, tanto che mi sono reso conto che ancora c'è il fenomeno della migrazione tra regioni, cioè dal centro-sud, anche ancora tanta gente che viene al nord per curarsi, e perché alla fine i tipi di risposta, prevalentemente in Lombardia perché c'è molto privato convenzionato, ma anche nel Veneto o in Emilia Romagna, sono differenti. Noi abbiamo anche degli standard per quanto riguarda la terapia, per esempio per i pazienti oncologici, per la presa in carico, che sono anche molto rigidi in Regione Veneto. Però alla fine quello che noi, diciamo, richiediamo alle amministrazioni che ci chiedono questo tipo di prestazioni come professionisti è di avere anche delle risorse, delle possibilità adeguate, soprattutto come tipo di personale, per fronteggiare quello che è una richiesta di salute che è sempre maggiore, perché l'informazione va avanti, le possibilità tecnologiche vengono reclamizzate, quindi esiste una richiesta di salute sempre più pressante. Anche i medici migliorano e si evolvono dal punto di vista diagnostico e terapeutico, però dobbiamo avere anche la possibilità di avere un numero di personale adeguato per quanto riguarda le risposte, cioè turni di lavoro che siano adeguati, limite assoluto del numero di straordinari, adeguato personale di tipo infermieristico per quanto riguarda il supporto, perché sia a livello della medicina del territorio sia a livello dell'ospedale la sanità è un lavoro di equipe, quindi servono tutti quanti gli attori del sistema, se no non se ne viene
fuori. La pandemia ha stressato un sistema che già girava al limite. Non più tardi, 2 anni fa, è venuto fuori un buco di 1300 medici per quanto riguarda i medici ospedalieri, detto dal direttore dottor Mantovani della Regione Veneto, e l'avevo chiesto io sotto altra veste, e la carenza maggiore, mi ricordo, erano 150 medici di pronto soccorso e 150 medici di anestesia e rianimazione. Ma siamo ancora lì, non ho avuto l'aggiornamento di quella tabella. Però, dottor Leoni, siamo ancora lì, ma io se non ricordo male, poi non sono entrato nel dettaglio di questo tema, ricordo che il presidente Zaia aveva cercato anche di immettere dei laureandi nel sistema sanitario e lì un'altra volta ci siamo ritrovati alla problematica della burocrazia, perché gli hanno detto che non si poteva fare, perché ci sono dei processi che devono essere conclusi e questo lo diceva anche il mio medico di base, che gli ho detto: ma perché non ti fai assistere da uno studente che faccia uno stage? Dice: sì, ma se quello studente fa uno stage può fare alcune cose, altre non le può fare perché sennò io incorro in situazioni dove potrei essere penalizzato. Io temo, lo ridico e non tanto a livello di battuta, che dal tempo dei Romani ad oggi non sia cambiato molto sul tema della burocrazia. Vengo da lei, dottor Leoni, però volevo sentire anche il dottor Bernardi su questo tema. Allora, credo che la burocrazia intesa nel senso che diceva il collega Leoni, del controllo della spesa e della responsabilità, sia necessaria. Non è eludibile, perché sennò gli abusi potrebbero essere così gravi da mettere in crisi il sistema in un altro verso. Non per cattiveria, si intende, ma perché ciascuno vorrebbe sempre avere il meglio del meglio. Una cosa diversa è la... L'abbiamo perduta per un attimo, dottor Bernardi. Lei mi sente sempre bene? Abbiamo qualche problema con la connessione ogni tanto. Io vi sento benissimo. Ecco, io non mi riferivo però tanto a quel tipo di burocrazia, anche perché, dottor Bernardi, mi perdoni, con molta franchezza, da cittadino, poi abbiamo visto che per quanto il sistema sia burocratizzato per controllare, poi alla fine non controlla molto, nel senso che se solo parliamo di mascherine non è che abbia funzionato alla grande la burocrazia di controllo, però non mi riferivo a quello, mi riferivo al fatto che anche per quanto concerne attività che vogliono agevolare l'inserimento dei medici o vogliono risolvere i problemi in tempi rapidi, poi c'è un sistema burocratico che non lo consente, mi riferivo a questo in realtà. Allora, questo è sicuramente un gravissimo problema, anche e soprattutto per quelle che sono le emergenze, i pronti soccorsi nelle terapie. È chiaro che la Regione Veneto ha cercato di, come si dice, aggirare un po' il problema. Ad esempio, parlo di una recente iniziativa degli ultimi 3-4 anni, che è stata quella di un corso regionale per l'avviamento all'attività di emergenza, in cui ho fatto il docente, eccetera, e in cui abbiamo formato una 50ina di colleghi all'anno per entrare nel sistema e divenire medici dell'automedica, medici di pronto soccorso, eccetera. Purtroppo questi colleghi non possono essere assunti, perché se non hai la specialità non puoi essere assunto, mentre in passato e ancora in molte parti d'Europa un laureato in medicina entra nella struttura ospedaliera senza specialità e da là poi fa il suo percorso come assistente, poi come aiuto, eccetera, eccetera, e diventa, come diceva giusto Nostri, tanto studio, ma è anche arte, tra virgolette, e quella la impari sotto un maestro, c'è poco da fare. Ci ritorniamo su questo tema con lei, dottor Leoni, però prima volevo, proprio perché stiamo parlando di carenze strutturali, far vedere, dico a Matteo, l'ultimo filmato che avevamo previsto, perché in realtà probabilmente sia per quello che dicevano alcuni medici in una delle interviste precedenti, ovvero che fare il medico di base oggi e avere uno stesso carico di pazienti non è come farlo 30 anni fa a causa dell'invecchiamento, le patologie e quant'altro, ma anche e soprattutto perché con questo sistema Covid evidentemente c'è qualcuno che sta andando molto al di là di quelle che sarebbero le sue competenze. Vediamo quest'ultimo filmato e poi ritorniamo in studio per commentarlo, perché siamo quasi alla chiusura della trasmissione di oggi.
Vaccini contro il Covid-19 anche dai medici di base. È stato siglato il protocollo d'intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e regioni per inquadrare le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale. Le linee guida poi dovranno essere declinate a livello regionale. Hanno aderito i sindacati dei medici di famiglia, FIMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale. Secondo il segretario nazionale della Federazione Italiana dei Medici di Famiglia Generale, Silvestro Scotti, il via libera al protocollo d'intesa consentirà l'utilizzo di 35.000 medici di base nella campagna vaccinale in corso. Da tempo i medici di famiglia chiedevano di essere coinvolti nella campagna vaccinale. Soddisfazione anche da parte di Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni. Con la sottoscrizione di questo nuovo accordo, ha spiegato, potremo organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. Ogni medico avrà un approvvigionamento certo che gli garantirà di rispettare i tempi organizzativi verso i propri assistiti e l'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale, ha detto. In tal senso sarà utilizzata un'apposita piattaforma di registrazione delle vaccinazioni effettuate a livello regionale da trasferire nei dati nazionali. Non era questo il servizio che intendevo, comunque molto utile anche questo, perché se è possibile è un altro carico ai medici di prossimità, medici di base come li vogliamo chiamare, e quindi evidentemente aumenta che è il carico di lavoro per molti di essi. Però ritorno da lei, dottor Leoni, anche se non abbiamo visto il contributo filmato, io credo che dal suo osservatorio sia chiaro che molti medici di base, lei parlava prima del blocco degli straordinari, ovvero di non consentire ai medici di andare oltre determinati margini, però in realtà spesso non è così. Ci sono medici professionisti che vanno ben al di là di quelle che sono le proprie competenze. Beh, per quanto riguarda i medici ospedalieri c'è un limite di 250 ore retribuite che viene a volte superato e la gente, soprattutto alla fine dell'anno, novembre-dicembre, in situazioni di carenza di personale semplicemente lavora gratis. Questa è la verità dei fatti. Per quanto riguarda i medici di medicina generale, chiaramente loro devono fare il loro lavoro, e quindi le attività ulteriori come le vaccinazioni per l'antinfluenzale e adesso le vaccinazioni Covid le fanno il sabato essenzialmente come tipo di situazione, e questo è un carico aggiuntivo che da poi viene riconosciuto. Naturalmente esiste un rapporto tra quello che è il lavoro e il riposo. Tutti i medici, indipendentemente da quello che è la branca che praticano, sono fortemente motivati, anche perché studiano da 9 a 10, 11 anni per fare quello che fanno. Però devi dargli un rapporto normale tra quello che è la professione e anche la vita privata, perché questo è quello che è stato, diciamo, considerato in questi ultimi tempi. Mi permetto di ricordare che un fatto unico in Europa e nel mondo: sono morti oltre 350 medici in Italia. La lista è sempre presente nel sito della Federazione Nazionale per Covid. Tutti quanti mi chiedevano, giornalisti esteri, come mai muoiono così tanti medici in Italia. E questo la dice lunga su quello che è l'attaccamento, diciamo, al dovere, come gente che ho anche conosciuto che è rientrata dalla pensione e poi si è ammalata anche in ospedale ed è morta anche qui nel Veneto. Un'ultima considerazione tra quello che è il rapporto adeguato tra medico e cittadino è questa considerazione. Su 350 medici sono divisi equamente tra i caduti tra i medici di medicina generale e i medici del territorio e i medici ospedalieri. Piccolo particolare: i medici ospedalieri sono circa 100.000, 110.000, i medici di medicina generale sono 60.000, quindi vuol dire che sono morti il doppio dei medici ospedalieri. Quando si discute che i medici di medicina generale non lavorano, erano tutti quanti in attività, o da poco commissionati, continuano a lavorare. Inviterei tanta gente a riflettere su questo dato, perché non sono morti così negli altri paesi, ci abbiamo avuto solo noi questa situazione qui. Io devo dirle, sempre chiedendo scusa ai telespettatori se parlo a personale, questa domanda me la sono fatta, non mi sono fatta solo questa, me ne sono fatte molte altre. E devo dire che purtroppo evidentemente qualche problema in Italia, ne avevamo parlato anche nella prima puntata di questa serie, c'è stato.
ci sono trasmissioni come Report che io guardo perché comunque è strutturata bene e che dichiarano o fanno emergere alcuni fatti che sono quantomeno preoccupanti sulla cultura del nostro paese rispetto all'affrontare in modo adeguato e corretto determinate problematiche, ma non è questa la sede per parlarne. Comunque certamente un tributo di riconoscimento a questi medici credo che nessun cittadino italiano lo possa negare. Dottor Bernardi, tra poco abbiamo una pausa pubblicitaria brevissima prima dei saluti, però le avevo fatto prima la domanda sui fanti in prima linea, ci ritorno un attimo per dire qual è l'attaccamento per chi fa pronto soccorso, cioè quelli che di primo acchito devono salvar vite. Ma c'è stato una completa adesione a un progetto di cura che è stato un po' confezionato, come diceva il dottor Leoni prima, in corsa. I medici si sono esposti, utilizzando ovviamente i dispositivi di protezione individuale, a rischio perché non erano vaccinati, adesso lavorano molto più serenamente tutti quanti, chiaramente. Però noi, le dico onestamente, non abbiamo avuto tributi importanti pagati in termini di, fortunatamente, di vite umane. Alcuni colleghi si sono ammalati, medici, infermieri. Tornando invece più in generale alla quotidianità, possiamo dire che oggi gli accessi pronto soccorso sono ritornati a essere quelli di prima, se non anche di più. C'è quella che diceva lei prima, una specie di ressa che non è legata al fatto che non ci sono i medici sul territorio, è che magari ci sono delle contingenze per cui le persone richiedono una risposta in tempi rapidi, perché il medico in generale ti dice: guarda, ti fai questi esami, quando li hai torni che è fisico. Sì, mentre il pronto soccorso ovviamente ti dà un responso immediato perché ti fa fare immediatamente questi accertamenti. Allora io vi chiedo davvero un secondo, alcuni secondi di pazienza perché voglio salutarvi, c'è questo piccolo break pubblicitario, poi vi saluto e vi libero, promesso. A tra poco.